Dopo il no del comune di Roma, il sindaco Brugnaro ha immediatamente contattato il presidente del CONI Giovanni Malagò. Come spesso succede però la burocrazia si è messa di mezzo. Malagò infatti ha spiegato che ormai sono scaduti i termini affinché il governo potesse cambiare la città candidata, o Roma o niente, e così è stato. Per Venezia sarebbe stata un'ottima opportunità, o forse no, vista la delicatezza e la fragilità del territorio, come ha evidenziato anche il presidente dell'Associazione Patrimonio dell'UNESCO intercettato a Padova. Rilevo che Venezia vive una fragilità estremamente accentuata. Sappiamo quanto è difficile il rapporto tra una massa di turisti così significativa che ogni anno fortunatamente, ed è bello questo, la invadono, e un contesto storico, architettonico, naturalistico, ambientale estremamente fragile. Quindi come dire, caricare su una città così delicata una Olimpiade sinceramente mi sembra, come dire, un po' sproporzionato, o comunque sarebbe sicuramente una sfida difficilissima che richiederebbe una progettazione estremamente delicata.